Una serata a Santa Margherita Ligure, si è parlato soprattutto di Casa della Salute. Santa Margherita è una cittadina con Portofino che conta circa 10.000 abitanti e merita di essere rispettata come sanità. E la cosa più bella per Santa Margherita noi crediamo che sia rappresentata dalla Casa della Salute. La Casa della Salute è semplicemente un luogo dove di una certa dimensione, dove ci sono i medici di famiglia durante il giorno che accolgono i pazienti, a turno naturalmente, e alla sera ci sono i medici della Guardia Medica. Se si riesce a partire con questo progetto, Santa Margherita diventerà il trainante per poter fare in Liguria tutto il territorio ligure con le case della salute. Costerà meno, i malati saranno curati meglio, le persone saranno più soddisfatte. Beh, la Casa della Salute appunto dovrebbe diventare il fulcro dove dovrebbero turnare i medici di famiglia che non fanno solo 2 ore al giorno, perché per ora anche se qualcuno lo fa ma non fanno 2 ore al giorno e siamo in 5 medici di famiglia, quindi facciamo già un servizio del genere. Bisogna regolamentarlo proprio perché non diventi un punto dove i pazienti trovano sempre coda, regolamentare e vedere la Casa della Salute soprattutto per poter fare degli esami immediati. Il ruolo del medico di famiglia è sempre importantissimo perché è il primo approccio col paziente. Il medico di famiglia insomma deve dare un primo orientamento e a volte riesce anche a risolvere i problemi in un colpo solo. Per quanto riguarda la Casa di Salute, la mia disponibilità a discutere sui modi e i tempi per organizzare una cosa del genere c'è assolutamente. E sono curioso di poter partecipare e verificare l'effettiva utilità di una cosa del genere.